Secondo voi, che cosa ho cucinato di buono? Vieni, guarda qua, pancetta croccante e anche dei pezzettini di prosciutto crudo. Oggi facciamo una bella pasta e pesella alla napoletana con le uova, olio e cipolla e piselli e facciamo soffriggere. E gli aggiungiamo un po' di sale, pochi pepe indomati, aggiungiamo un po' d'acqua e facciamo cuocere finché i piselli non saranno morbidi. Incroccantire la pancetta e la teniamo da parte. Prendete metà dei piselli che abbiamo cotto con un po' di basilico e li frulliamo, facciamo una bella crema di piselli. Guardate che bella crema di piselli, questa ci servirà per ultimo. Per me, a morte di piselli, io do bottigliella, fa pure rima. Un po' di scaglie di formaggio. E poi siamo pronti. Adesso aggiungiamo pancetta e prosciutto che abbiamo fatto incroccantire prima. E quindi una bellezza. Sbattimo 4 uova, pocherò e poche pecorine. Ciacchi, 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 ciacchi. Ho coprita, ci frullata all'incredibile ultimo, guardate. Tipo tutta arrabbiata e l'ho pigliata e l'ho frullata. Crema di piselli a fine cottura. Coprita a ultimo frullato. Se faccia giallo, la ci sbattuto sana. Ecco qua. E mo lo faccio vedere i bellizzi qua, Guardate qua, guardate. Vieni, vedete? Guarda qua, Guarda qua, E mo faccio una bella rattata. Soprattutto per faccia verde, con il mio pisello. E si facete pure voi questa pasta e pisello con frullata? Scrivetemi nei commenti.